L'Ostia Mare di Alcini batte la Romulea al Campo Roma nel primo turno dei playoff Under 14 Elite e si qualifica nei quarti di finale, dove incontrerà sempre in trasferta l'Accademia Frosinone. A decidere il match il gol di Morelli al 33esimo del secondo tempo e la Romulea a partire meglio, calcio di punizione di Nobile al secondo minuto, palla che termina in out, poi Ostia Mare che prova a farsi vedere con questo lob in verticale diagonale che termina sul fondo, ancora Romulea pericolosa sul calcio d'angolo, Caputo mette alto sopra la traversa, poi gli Amaranto Oro con questo calcio di punizione, il colpo di testa del loro capitano Nobile, passano al 9° minuto del primo tempo, colpo di testa vincente, Romulea 1, Ostia Mare 0. Ancora la formazione di Porcella che prova con questo sinistro alto che termina tra le braccia del portiere bianco-viola, calcio di punizione, batte Nobile, Ricciardiello è lì e con il destro mette in rete al 18esimo, Romulea 2, Ostia Mare 0, doppio vantaggio, Amaranto Oro in 20 minuti. Il match però cambia con questa palla scodellata, direttore di gara che fischia calcio di rigore in favore della formazione ospite dal dischetto, va a Divita che con il sinistro trova il gol del 2-1 al 24esimo, il portiere Rodrigo tocca ma non basta, il match si riapre, ancora Divita, calcio di punizione alto sinistro, gol al 28esimo minuto del primo tempo, 2-2 con un errore da parte dell'estremo difensore dei padroni di casa. Caputo viene esteso in area di rigore invece al 33esimo per il direttore di gara, qui invece non c'è nulla e lascia proseguire. Immagini che passano al secondo tempo, sono ancora gli Amaranto Oro a provare questa conclusione con l'estremo difensore del bianco-viola che mette in corner, palla in verticale per l'Ostia Mare che va vicina al gol del 3-2, ci mette una pezza l'estremo difensore dei padroni di casa, ancora Caputo in favore della formazione di casa, doppia conclusione, palla che termina in out, Ostia Mare che invece va vicina al gol con il suo numero 10 sinistra che termina tra le braccia del portiere Amaranto Oro, ancora Ostia Mare pericolosa di infilata, poi al 33esimo assist perfetto per Morelli che si infila quanto basta e con il destro batte il 3-2 al 33esimo del secondo tempo, Ostia Mare che ribalta il match. Ultimo tentativo di questo playoff con il portiere della Romulea che mette il pallone in area di rigore, Caputo prova con il destro a mettere il pallone in area, poi match che dopo il recupero termina qui, Romulea 2, Ostia Mare 3, bianco-viola di Alcini incontreranno l'Accademia Frosinone.